È anche Adolf Hitler, di origine ebrea? Nel settembre del 1935 il Reichstag viene convocato in sessione speciale a Norimberga per l'approvazione delle leggi anti-ebraiche. L'ebreo per il nazismo è come il diavolo per il cristianesimo. L'albero genealogico compilato da esperti nazisti fa risalire al secolo XV la comparsa della famiglia di Hitler. Il nome si trasmise in varie grafie: Jetler, Wettler, Hutler, Hitler, e il più raro e un po' strano cognome Hitler si incontra più spesso fra gli ebrei orientali che non fra i tedeschi. All'inizio del 1938 Adolf Hitler ordina di raccogliere tutta la documentazione riguardante la nonna Maria Anna Schicklgruber. La signorina Schicklgruber, negli anni attorno al 1830, lavora presso una famiglia di ebrei di nome Frankenberger. La donna viene violentata dal figlio del ricco ebreo di cui è la domestica. Dal rapporto nasce Alois, padre di Hitler. Hitler ha quindi un nonno ebreo. 2 mesi dopo l'annessione dell'Austria, nel maggio del 1938, Hitler dispone che la regione del Waldviertel sia usata come campo di manovre dell'esercito. I reparti militari accerchiano il villaggio abbandonato di Dollersheim e vi fanno irruzione con i carri armati pesanti. Le case vengono tutte distrutte e anche il cimitero è sconvolto e arato con particolare determinazione. In questo cimitero c'era la tomba della nonna di Hitler. L'atteggiamento di Hitler nei confronti degli ebrei è spiegabile psicologicamente. Da inesperto autodidatta, egli proietta su un capro espiatorio il male che porta in sé. Questo capro espiatorio si identifica per lui in un popolo, quello che gli sembra più diverso dal suo. Accumula in quest'odio tutte le collettività che a suo giudizio sono contagiate dallo spirito semita: la Chiesa romana, la massoneria, il capitalismo internazionale, il socialismo. Mi capitò davanti un tizio con un lungo caffettano e i riccioli neri. Anche questo è ebreo? Mi domandai subito. Lo osservai furtivamente ma con attenzione, e quanto più studiavo quel viso straniero, tanto più mi chiedevo: ma è anche tedesco? 9 novembre 1938, la notte dei cristalli. In Germania incomincia lo sterminio di tutti gli oppositori al nazismo e dei differenti. Le sinagoghe bruciano, gli ebrei sono arrestati e mandati nei campi di concentramento.